trovandosi facendo, ha dato un colpetto a una serie di sospetti siti di armi chimiche e luoghi appunto e basi missilistiche, soprattutto basi missilistiche, veniamo informati dalla BBC, che possono essere state usate come valipedio, come diciamo così, luogo di test per una serie di missili da parte degli iraniani che, come sapete, erano buoni amichetti di Assad. Benissimo, e adesso parola a Gianandrea Gaiani che vi racconta tutto il resto in questo faccia a faccia sulla caduta del regime di Assad in Siria. Vai Lorenz! Allora, questa sera è tornato a trovarci un valentissimo collega perché è il fondatore e direttore di analisidifesa.it, Gianandrea Gaiani, ma è anche un amico di questa trasmissione. Io lo ringrazio come sempre della sua cortesia e della sua disponibilità. Gianandrea, allora, noi ci incontriamo. Grazie. No, grazie a te come sempre. Guarda, noi ci incontriamo in un momento in cui la storia ha girato un'altra pagina, io credo. 50 anni di regime degli Assad, gli Assad sono caduti, c'è questa nuova dittatura, diciamo, c'è questa nuova realtà politica in Siria e questa realtà politica è un grande punto interrogativo perché mentre viene salutata come una grande vittoria, addirittura la Turchia con Erdogan fa sapere adesso nascerà un governo che sarà inclusivo e così via. Beh, però mi pare che quelli che fanno parte di questa alleanza che ha sconfitto Assad sostanzialmente sono fratelli musulmani, jihadisti, gente che è tutto fuorché inserita nel concetto di democrazia inclusiva. Allora, non è che qui tra poco ci troviamo davanti a due sorprese. O nasce una Repubblica Islamica che sarà un Iran 2.0 riveduto e corretto, o nasce un califfato che l'Afghanistan manco lo vede. Tu come la senti questa vicenda? Come la vedi? Ma sono d'accordo con te nel dire che questi entusiasmi per la vittoria della democrazia, cioè Assad era un dittatore, ma i suoi avversari quelli che hanno combattuto la guerra civile, erano milizie jihadiste che oggi si sono ripulite la faccia, con Giolani che però ha fatto il discorso di insediamento a Damasco, non nel palazzo presidenziale, ma nella moschea degli Umayyadi, quindi la dinastia che aveva dato il massimo splendore all'impero islamico, no? Quindi a cui si ispirava, a cui guardava anche l'ISIS, per intenderci. Quindi staremo a vedere. Come al solito io vedo in questa operazione che non è stata non è stato deposto Assad. Assad se n'è andato, facendo anche un passaggio di consegne. I suoi soldati non hanno combattuto se non i primi giorni, anche i russi l'hanno detto, ma insomma non combattono, quindi cosa gli aiutiamo a fare? Nel senso che all'inizio la Russia come l'Iran erano disposti ad aiutarli, ma nei primi giorni dell'offensiva, alla fine di novembre, c'è stato un vero passaggio di consegne. Addirittura il primo ministro siriano, diversi ministri siriani hanno accolto i ribelli e si sono messi insieme a gestire il passaggio di consegne, un passaggio di consegne che sarà peraltro morbido, nel senso che non è stato rimosso nessun funzionario di governo, adesso vedremo cosa succederà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, quindi Assad se n'è andato. Io credo che i veri vincitori qua siano i turchi, che hanno preparato tutta questa operazione, noi l'abbiamo anche scritto su Analisi Difesa, insomma questo è un grande successo della Turchia, che conseguendo i suoi interessi, perché comunque Turchia torna a essere potenza influente in quel mondo arabo che aveva dovuto lasciare, abbandonare quando cade l'impero ottomano alla fine della prima guerra mondiale. Nel 18 i turchi lasciano Damasco occupata dai britannici e francesi, oggi tornano a Damasco. In Turchia questo, dove si è molto attenti ai simboli, questo successo verrà paragonato al ritorno a Tripoli, quando nel 19 le truppe turche tornarono a Tripoli a sostenere Tripoli dall'attacco delle milizie di Haftar e ricordarono che nel 1912 gli italiani avevano cacciato i turchi dalla Libia, insomma. Quindi per i turchi è un grandissimo successo, ma è un successo almeno parziale anche per altri
protagonisti della scena medio orientale. Gli Stati Uniti, perché la caduta di Assad significa che sì, probabilmente anche se dovesse sorgere un regime islamico, sarà sunnita e non sarà vicino agli sciiti, non sarà vicino all'Iran, e quindi quella contiguità territoriale che univa Iran, Iraq, Siria e il Libano del Sud, e che ha permesso finora all'Iran di armare e rifornire gli Hezbollah, si è interrotto. Quindi è un successo per gli americani, perché vedono indeboliti gli iraniani, è un successo per Israele, perché l'Iran non riuscirà più ad alimentare gli Hezbollah. Israele però, con molta cautela, ha dato una mano all'insurrezione bombardando a lungo i depositi di armi di Hezbollah e siriani intorno ad Aleppo, però in queste ultime ore le truppe israeliane hanno occupato un pezzettino di territorio siriano a est delle alture del Golan e nel Monte Hermon, come a cautelarsi, no, da un'eventuale minaccia che dovesse arrivare dalla nuova Siria. Per i russi vedremo, i russi hanno perso un grande alleato, però io credo che Erdogan, che ha gestito con il suo ministro degli esteri Fidan, che è il vero artefice, io credo, di questa operazione, è stato, prima di essere ministro degli esteri, è stato per 13 anni a capo dell'intelligence turca. Io credo che Erdogan abbia, prima di scatenare questa operazione, abbia comunque trovato un accordo con la Russia di Putin, no? Per i russi potrebbe essere sufficiente mantenere il controllo delle loro due basi militari, quella aerea di Latakia e quella navale di Tartus, che rappresentano le uniche basi nel Mediterraneo della Russia, e da queste la Russia riesce a operare sia nel Mediterraneo sia più a sud, no? In Africa e nell'Oceano Indiano. Quindi è un successo turco che vede altri soggetti soddisfatti, probabilmente, almeno inizialmente, o parzialmente soddisfatti. Gli unici che per ora mi sembra escano sconfitti da tutto questo sono gli iraniani. E anche gli iracheni, il regime sciita iracheno, il governo sciita iracheno, che infatti sta blindando la frontiera con la Siria, preoccupato di nuove infiltrazioni sunnite, che sono poi hanno quella stessa matrice di quell'Al-Qaeda e di quell'ISIS, che dopo la caduta di Saddam Hussein hanno minacciato la stabilità dell'Iraq. Senti, ma questo nuovo regime, al netto, diciamo, di quanto costa alla Russia, perché dovrei anche chiederti a questo punto che cosa ne sarà delle basi navali russe, perché tu mi insegni che dai tempi di Pietro il Grande la Russia, visto che abbiamo citato pure l'impero ottomano, ma dai tempi di Pietro il Grande la Russia sognava lo sbocco nel Mare Caldo, e cioè nel Mediterraneo. Aveva avuto la Tachia e ora... Beh, mi pare che i russi in questo momento stiano negoziando, con tante fonti lo riportano, il loro ruolo nella Siria. Io credo che in questo momento la Russia interessi appunto mantenere le sue basi. Non credo che Erdogan, che comunque tira le fila di questi movimenti che hanno preso il controllo di Damasco, abbia interesse a andare in urto con Vladimir Putin. Poi è chiaro che insomma è troppo presto per dare delle valutazioni, però questo cambio di regime così rapido, senza nessuna resistenza, senza quasi combattimenti, mi dà l'idea di un'operazione preparata da tempo, preparata dai turchi, ma che i turchi hanno in qualche modo reso più morbida ai loro principali partner. E in qualche modo ci sono degli aspetti particolari, no? La Turchia, grande nemica di Netanyahu, ha fatto un regalo anche a Israele. Ripeto, non credo che Erdogan voglia mettersi in urto con Putin, però tutto è possibile, vedremo anche cosa succederà con la prossima amministrazione americana. Anche questo colpo di coda lo metto insieme agli altri che l'amministrazione Biden, che ha partecipato in qualche modo a questi scontri, perché comunque gli americani hanno attaccato prima le milizie filo-siriane, filo-Assad nell'est della Siria, dove mantengono basi, gli americani mantengono basi tra l'altro di forza d'occupazione perché non sono legittimate da nulla, però credo che gli americani guardino con favore la fine dei rapporti fra Siria e Iran, e guarderebbero con ancora più favore il fatto che i russi venissero cacciati dalle loro basi. Erdogan però non è al servizio degli americani, anzi ha ammonito gli americani a cessare gli aiuti ai curdi, di sostenere i curdi, e infatti mentre tutti noi abbiamo guardato all'avanzata delle milizie
ex Al-Qaeda verso Damasco, ci siamo scordati di guardare cosa succedeva nel nord della Siria, dove altre milizie jihadiste vicine alla Turchia, sostenute dalla Turchia, hanno cominciato e stanno continuando a conquistare i territori in mano alle milizie kurde. Ovviamente per Erdogan liberare il confine turco-siriano da queste milizie è prioritario. Quindi non è detto che la Siria esca pacificata completamente da questa operazione, e credo che ancora una volta, come è già successo spesso in passato, saranno i curdi a pagare il prezzo di questo cambio di regime in Siria. Ecco, insomma, è passato più di un secolo dalla Grande Guerra, ma i curdi continuano a essere senza Stato e senza status. Questo è il vero problema. Sì, sono il vaso di coccio in mezzo a tanti vasi di ferro, d'acciaio o comunque più robusti del loro. Questo è un po' il loro destino. Dall'altra parte gli americani li hanno sostenuti contro lo Stato islamico, non so se adesso riusciranno o avranno l'intenzione di sostenerli anche in un confronto con Damasco e con Erdogan. Io penso che se Trump farà quello che aveva detto di voler fare nel suo primo mandato, cioè ritirare le truppe americane dalla Siria, i curdi si ritroveranno soli. Del resto gli iracheni hanno già raggiunto un accordo con gli Stati Uniti per il ritiro delle truppe americane della coalizione dal territorio iracheno entro il 25 settembre del 2025. Le basi americane in Siria vengono alimentate dall'Iraq. Se gli americani perderanno le basi in Iraq, si ritireranno dall'Iraq, e probabilmente Trump ha questa intenzione, ce l'ha, di mantenere l'impegno con Baghdad, si ritireranno anche dalla Siria, a meno che non ci troveremo, potremmo anche trovarci, tanto in questo mondo impazzito, in una situazione diversa in cui gli americani conserveranno le basi in Siria dopo un accordo con gli ex qaedisti. Insomma, è difficile fare previsioni in una situazione come questa, dove tutto quello che pensavamo un tempo oggi non vale più, dove i nemici diventano alleati, dove improvvisamente Al-Qaeda o i suoi eredi, che hanno fatto tanti danni e tante vittime anche in Occidente e in Europa, diventano i nostri alleati per la democrazia in Siria, e lo dico ovviamente con ironia. Sì, sembra quasi 1984, quando improvvisamente arriva la notizia che è cambiata l'alleanza del continente, e quindi adesso gli amici di prima sono diventati nemici di adesso. Insomma, abbastanza. Succede spesso, sì, è successo spesso nella storia anche. Sì. Senti Gianandrea, in tutto questo Trump ha detto chiaro o spendete i soldi per la NATO o io me ne ritiro. E la domanda che mi pongo è: nel momento in cui l'America si ritira dalla NATO, praticamente noi ci ritroviamo un'unica potenza atomica europea, che è la Francia, perché gli inglesi se ne sono usciti, quindi dell'Unione Europea non ne fanno parte. Abbiamo la Francia potenza atomica, la Germania che militarmente parlando, non dico sia un paese ridicolo, ma certamente diciamo che è in una forte crisi di identità. Poi ci siamo noi che abbiamo appena messo in servizio la nave anfibio d'assalto polivalente Trieste, ma non so fino a che punto noi possiamo dire la nostra nel Mediterraneo e in generale sul campo. E poi per il resto sono staterelli, la Polonia, la Spagna, ma voglio dire, diventiamo una realtà politica, ci dotiamo di un'atomica europea, cominciamo a investire seriamente nelle armi e negli armamenti, oppure che si fa? Senti, io ho l'idea che se la NATO finisce e gli americani escono dalla NATO, la NATO finisce, perché il Trattato del Nord Atlantico mette insieme Stati Uniti e Canada con i paesi un tempo dell'Europa occidentale, oggi di quasi tutta Europa. In realtà Trump sta dicendo quello che diceva già quando nel suo primo mandato presidenziale, e cioè che per continuare, gli europei fanno la bella vita, adesso lo semplifico, la metto in battuta, sì. Hanno potuto permettersi di investire in welfare e in sviluppo economico perché l'America ha sempre offerto il suo ombrello di protezione nucleare. Oggi, se l'Europa vuole continuare a godere di questa protezione, deve spendere di più. Per Trump spendere di più significa spendere di più in armamenti,
dare un contributo maggiore alla NATO, meglio se i soldi che spendiamo in armamenti li spendiamo in armi americane, cosa che peraltro già tutta Europa sta facendo, e ovviamente questo non è nell'interesse della nostra industria della difesa. Allora, ciò detto, io non so se Trump ha lanciato la sua ennesima iperbole o se farà sul serio. Lo vedremo, perché è difficile oggi fare previsioni. L'alternativa alla NATO per noi è un'Europa della difesa, che però non ha nessuna speranza. Parliamoci chiaro, l'Europa non è una federazione di stati, ed è giusto così, perché chi comanda? I tedeschi, i francesi, ogni nazione o ogni blocco di nazioni europee persegue interessi diversi. I polacchi oggi hanno un piano di riarmo fortissimo, ma la Polonia guarda al fianco est, cioè alla minaccia russa, la Germania anche, l'Italia guarda giustamente al Mediterraneo. Io vedo una grande destabilizzazione, tra l'altro anche la NATO non mi pare che goda di ottima salute. Siamo in una situazione in cui il braccio di ferro con Mosca, nel quale ci siamo buttati senza esserci mai preparati prima, sta mettendo in difficoltà l'economia, in grave difficoltà l'economia europea, quindi questo sta creando destabilizzazione in Europa. I governi cadono, lo vediamo in Germania, in Francia, situazioni al limite, se non oltre il limite della diciamo, come posso dire, del soffocamento della democrazia, la possiamo vedere già in Romania in questi giorni. Insomma, io non vedo una NATO in grande salute. Trump cercherà di portare ancora una volta gli interessi americani al centro delle iniziative dell'Alleanza Atlantica, cosa che peraltro in altri termini ha fatto anche Biden. Del resto noi abbiamo seguito gli americani sull'Ucraina, nel braccio di ferro con la Russia, sacrificando i nostri interessi nazionali. Non era nei nostri interessi questa guerra, non era nei nostri interessi rinunciare al gas russo, senza il quale stiamo andando verso la recessione e la deindustrializzazione. L'Europa non esiste, quindi io non riesco a vedere uno sviluppo futuro, né positivo né negativo, non riesco a vedere uno sviluppo futuro in questo momento. Mi pare che tutti navighino a vista, ecco, però l'Europa sta perdendo molta stabilità interna, quindi c'è il rischio anche di trovarci con i più grandi paesi europei senza un vero governo, no? Mi pare che questo sia evidente, oppure con elezioni che portino alla vittoria quei movimenti che si cerca in tutti i modi di soffocare, perché ovviamente sono contrari alle armi all'Ucraina, sono contrari alle sanzioni alla Russia, sono contrari alla guerra, e questo ovviamente rischia di mettere ancora più in pericolo la stabilità residua dell'Alleanza Atlantica, oltre che dell'Unione Europea. Certo. Senti, e in tutto questo, questa Europa che non ha una sua idea, una sua realtà, e poi prima di cominciare questa nostra conversazione, insomma, ho sentito un tuo sfogo abbastanza accorato sulla Romania. Cosa vedi della Romania? Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. No, io vedo un grosso pericolo per la democrazia in Romania oggi, ma potenzialmente in tutta Europa. Quest'idea che chiunque non sia allineato con guerra alla Russia, riarmo e armi all'Ucraina e distruzione dell'economia e della società europea diventa filorusso, si parla di guerra ibrida. Qui c'è un candidato che ha vinto e le uniche accuse, tra l'altro si tratta per ora di accuse non provate ma sufficienti per la Corte Costituzionale per invalidare un turno elettorale. Persino la rivale di Georgescu, che doveva sfidarlo al ballottaggio e che non è una filorusso, almeno nessuno l'ha ancora definita così, ha detto questo è un attacco alla democrazia, perché tra l'altro la Corte Costituzionale aveva recepito una richiesta di riesame del voto e aveva detto che il voto era dato regolarmente, l'aveva detto all'inizio di dicembre. Guarda caso, poche ore dopo che Georgescu ha detto se vinco non bloccherò gli aiuti militari all'Ucraina, la Corte Costituzionale ancora una volta all'unanimità ha cambiato linea. Insomma, attenzione, perché
queste sono situazioni pericolose, cioè finché i popoli europei possono decidere chi li governa, e lo faranno anche in base alle pressioni esterne, questo non c'è dubbio, ma d'altra parte abbiamo sempre ricevuto pressioni dall'esterno, anche nelle elezioni in tutti i paesi, la UE ha sempre fatto pressioni quando si votava in uno Stato membro, non parliamo delle pressioni degli Stati Uniti, sono certo che anche i russi hanno il loro interesse a fare la loro propaganda, ma poi liberamente ogni cittadino nel segreto dell'urna vota come vuole, a meno che non abbiamo deciso di stabilire che i rumeni non sono in grado di votare come vogliono, che non hanno l'indipendenza, e se l'hanno persa non credo si possa dire che è colpa di TikTok o di qualunque altro social. Quindi io sto vedendo delle situazioni da un certo punto di vista in Romania assolutamente comiche, perché non sono giustificazioni ridicole in un paese evoluto, un paese europeo, ma al tempo stesso le vedo molto pericolose per la salvaguardia di quella democrazia che diciamo di voler difendere aiutando l'Ucraina, ma che poi mi pare cominciamo a soffocare a casa nostra. E questa è una cosa che mi preoccupa moltissimo, oggi per la Romania, ma in generale per tutta l'Europa. Certo, senti, per finire, a proposito, dalla Romania saltiamo in Ucraina. Allora, arriverà questa pace con Trump? Ma vedremo, io vedo che l'amministrazione Biden sta facendo i salti mortali per minare il sentiero stretto nel quale Trump vuole arrivare a un accordo con Putin. Vedremo cosa succederà. Io credo che da qui prima di pensare a cosa farà Trump dopo che si sarà insediato, io guardo molto più vicino, perché le cose cambiano da un giorno all'altro, da un'ora all'altra, e quindi io adesso mi preoccuperei di guardare cosa accadrà ancora tra oggi e il giorno, quel 20 gennaio, in cui Trump si insedierà. Sul fronte ucraino la situazione militare rimane quella che conosciamo. I russi stanno avanzando in territorio ucraino, nel Donbass, gli ucraini sono sempre più deboli, sempre più con difficoltà riescono a conservare le loro posizioni, in molti casi si devono ritirare. La prospettiva futura non è un rafforzamento dell'Ucraina, perché non abbiamo più armi da dargli, tra l'altro le difficoltà economiche dell'Europa si ripercuotono anche sugli aiuti militari all'Ucraina e sulla potenza militare e sugli investimenti che l'Europa potrà fare nella difesa. Io guardo l'esempio britannico, mentre i generali britannici ci dicono da mesi che dobbiamo prepararci alla guerra contro la Russia in Europa e riarmarci, l'ultimo bilancio della difesa britannico prevede sì un aumento degli stanziamenti, ma poco più di quello che è normale fare contando anche il tasso di inflazione, ma l'Inghilterra radierà 5 navi, metterà a terra decine di droni e decine di elicotteri, quindi non mi pare che abbia le condizioni economiche neppure la grande potenza europea, non della UE ma europea, britannica, per parlare di riarmo, e gli altri paesi europei non sono messi meglio, quindi non so, continuiamo a parlare di cose che non siamo, come riarmo e guerra, che non siamo assolutamente in grado di sostenere. Io credo che questo cortocircuito l'opinione pubblica lo stia vedendo, lo stia cogliendo, lo hanno dimostrato le elezioni in qualche lander tedesco, le elezioni in Austria, anche ora prima quelle in Francia, e credo che questo cortocircuito fra una classe dirigente che mi pare non veda la realtà e un'opinione pubblica che invece la realtà la vive sulle sue spalle e nelle sue tasche stia diventando sempre più stridente. Allora, mi sa che presto il risveglio sarà per tutti abbastanza drammatico, mettiamola così. Grazie Gianandrea. Grazie a voi, come sempre.
A te la linea. Grazie Lorenz. Allora, eccoci qua alle 19, 6 minuti e 58 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Allora, signore e signori, è giunto il momento della grande città con Carla De Bernardi e abbiamo un sacco di ricorrenze stasera da ricordare, ma cominciamo con lei a parlare della prima della Scala. Lorenz, quando sei pronto, vai pure. Va ora in onda La grande città con Carla De Bernardi. Si può vivere anche a Milano, nel cuore della città. C'è tanta gente in giro per le strade, c'è tanta elettricità, sia tutto portata di mano. Non si scappa dalla realtà. Alle 4 del mattino Milano diventa un posto molto strano. E allora, questo lunedì sera, come sempre, la grande città, Carla De Bernardi, noi cominciamo con l'introduzione tratta da una canzone di Eugenio Finardi, appunto, ma alle 4 del mattino Milano diventa un posto molto strano, e invece il 7 di dicembre alle 6 della sera Milano è diventata the place to be, perché c'è stata la prima della Scala che è stata con La forza del destino di Giuseppe Verdi, opera peraltro definita l'innominabile perché viene ritenuta sostanzialmente iellata fin dall'origine, ma noi non faremo di questi discorsi. Certo è che tra la gente di teatro è vero, certe scaramanzie in effetti contano, ma detto ciò, eccoci qua questa sera per una puntata che non ha soltanto la prima, ma tante commemorazioni da fare. Quindi, cara Carla, intanto buonasera e ben trovata. Allora, intanto buonasera a te. Sì, perché come sempre cerchiamo di collegarci da un lato all'attualità, no? E dall'altro di parlare di qualcosa di storico, o di legato a Milano, o legato ai quartieri, insomma, dipende da che cosa capita, e devo dire che questo dicembre è molto denso, perché cominci tu, comincio io. No, vai pure tu, insomma. Allora, a livello musicale abbiamo da ricordare tre cose, perché una prima non te l'ho detta. Una è le facciamo in ordine cronologico. Sì. Uno è il passaggio di Mozart a Milano. Mozart arriverà a Milano nel 1770, 14enne, chiamato dal governatore di Milano, che era questo Firmian, che era un bibliofilo, un musicista, insomma, era una persona molto illuminata, non era un oscurantista, pur facendo parte del governo austro-ungarico, e Sì. arriva a Milano e va nella chiesa, nella foresteria, chiamiamola così, della chiesa di San Marco, nel convento, ecco, la chiamo foresteria, ma insomma, viene ospitato a San Marco, dove nella chiesa di San Marco, in via San Marco, c'è una lapide che ricorda questa cosa. Poi lui arriverà a Milano col papà, poi tornerà a Milano nel 71 e nel 72. La cosa interessante è che lui, quando arriva a 14enne, si esibisce in casa del governatore Firmian, il quale gli commissiona subito un'opera che è Mitradate del Ponto, che lui compone, poi la darà in prima assoluta, seduto lui al clavicembalo, proprio mi sembra al Teatro Ducale, perché allora c'era il Teatro Ducale, non c'era ancora la Scala, perché la Scala nasce qualche anno dopo, nel 78, perché c'era stato tutto un pasticcio che il Teatro Ducale era bruciato. Adesso poi raccontiamo anche questo quando parliamo della Scala. L'altro anniversario che volevo ricordare è la nascita di Maria Callas, perché Maria Callas nasce il 2 di dicembre. Aspetta, mi viene in mente, Maria Callas nasce o muore? No, nasce il 2 di dicembre del 23, quindi 101 anni fa. Anche questo va ricordato. Maria Callas, quando arriva a Milano, è una ragazzotta un po' grassa, un po' goffa, non tanto attraente. La trasformazione in quella meravigliosa donna scicchissima e ricchissima di fascino, però un po' a scapito della sua voce, purtroppo, perché gli fa perdere, che ne so, 30 kg, una roba così, la fa la Bichi, la sarta Bichi, che diventa la sua sarta di elezione, la riveste completamente e però le fa perdere una trentina di, qualche decina di chili, quindi questo inciderà sulla sua voce.
che però è una voce sublime quella della Callas. Io credo che quando senti alla radio la Callas la riconosci fra mille, così come Sì, ha Pavarotti. voglia. Sono due voci che quando le senti non puoi avere dubbi che siano loro. Poi la Callas ha fatto delle interpretazioni straordinarie, una per tutte Castadiva, che quando intona Castadiva la Callas viene il tremito alle ginocchia, il tremore alle ginocchia. Pensa che Maria Callas abitava in via Buonarroti, anche lì c'è una targa che la ricorda, di fronte a quella, più o meno di fronte a quella che oggi è la clinica Columbus, che era la casa dell'ingegner Romeo, quello dell'Alfa Romeo. Quindi vedi quanti intrecci ci sono. Tutto si Fatta tiene. peraltro dal grandissimo architetto Sommaruga, un esempio di liberty. Se qualcuno passa davanti alla clinica sperando di non entrarci per dei motivi medici, può ammirare la cancellata, i lampioni e tutte quelle cose in ferro che ha fatto il nostro caro amico, perché lo citiamo spesso, Mazzucotelli, Alessandro Mazzucotelli. Alessandro detto Lisander El Ferré, Alessandro il Fabbro. Un genio, ha riempito Milano di balconi, di portoni, di lampioni di Piazza del Duomo, insomma, cose meravigliose. E la Callas nasce appunto il 2 di dicembre a New York e non è seppellita a Milano, però, perché lei a Milano ha dato tantissimo alla Scala, però a Milano nel Famedio lei viene ricordata. Sai che nel Famedio ci sono queste grandi pareti con tutti i nomi di chi ha fatto grande Milano, anche se non è milanese, come appunto la Callas o Stendhal o tanti altri, e lei è ricordata lì. Le sue ceneri sono state sparse, si dice, cioè si sa, nel Mare Egeo. Sì, Però per Lachaise a Parigi, che è questo cimitero che tutti dovremmo visitare una volta nella vita, insieme al Monumentale ovviamente, al Père Lachaise c'è un cenotafio. Cenotafio vuol dire una tomba senza il defunto, è un monumento funebre di vario genere, commemorativo del defunto, senza il defunto, che si chiama cenotafio. Va bene. Detto questo, abbiamo ricordato la Maria, abbiamo ricordato il passaggio di Mozart a Milano, ricordiamo che la Scala viene inaugurata nel 1778 con l'Europa riconosciuta di Salieri. Ti ricordi quel bellissimo film di Losey, Amadeus? sì, dell'84. Ecco, che racconta appunto la rivalità tra Mozart e Salieri, perché Mozart voleva probabilmente inaugurarla lui la Scala, e invece la inaugura l'Europa riconosciuta di Salieri, forse anche più giusto perché era come si dice, un'opera italiana, no? Che tra l'altro Europa, lo sai, Europa fu rapita dal Minotauro, cioè anche lì si intreccia tutto con la mitologia, perché insomma la cultura italiana è talmente ramificata nella carne del mondo che come ti giri trovi qualcosa di impressionante. Bene, comunque l'Europa riconosciuta inaugura la Scala. La Scala viene costruita abbattendo la chiesa di Santa Maria alla Scala, perché prima c'era un altro teatro, si chiamava Teatro Ducale, ed era all'interno del Palazzo Ducale che oggi è il Palazzo Reale, che sempre in tempi di Maria Teresa venne poi affidato per la ristrutturazione al Piermarini. E, come si chiama? Il Palazzo Ducale aveva un teatro che si chiamava Salone Margherita, e il figlio di Maria Teresa, che era l'arciduca, aspetta che te lo dico, l'arciduca Ferdinando Carlo Antonio d'Asburgo-Lorena, di fuoco al teatro, perché si era messo in mente che sua moglie, Maria Beatrice d'Este, avesse una relazione con un tale Sannazzari, un aitante rampollo, un bell'imbusto, e quella sera era carnevale, c'era una grande festa e lui viene a sapere che il Sannazzari e la moglie Maria Beatrice, bellissima, si troveranno in un palco del Teatro Ducale, del Teatro Salone Santa Margherita. E allora lui decide di dar fuoco al palco dove i due dovevano incontrarsi. Però i due non erano nel palco, c'era invece un amico loro che si era nascosto lì per fargli una sorpresa quando arrivavano e sorprenderli sul fattaccio. E poveretto, quello che va arrosto è questo amico, perché
i due non arrivano, nel frattempo scoppia l'incendio del palco che poi si diffonde a tutto il teatro e quindi il teatro brucia. Fai conto che Francesco Ferdinando, l'arciduca Ferdinando Carlo Antonio, era il 14° figlio di Maria Teresa d'Austria, perché sai che lei ne ha avuti 19, tra cui Maria Antonietta, cioè forse i più celebri figli di Maria Teresa sono Maria Antonietta, che va sposa a Luigi XIV, viene decapitata, e quella delle brioche, quella se non avete pane mangiate brioche, e Giuseppe II, che lei associerà al trono e che poi regnerà dopo di lei e che sarà l'autore di importanti riforme, come peraltro anche la madre. Vabbè, è una cosa che pochissimi sanno, questa è carina. Quando apre il Teatro alla Scala, viene messo in vendita praticamente, vengono messi in vendita i palchi alle famiglie più abbienti, nobili, ricconi milanesi, che se la comprano. Non tutti riescono a comprarsi il palco. E allora viene costruito un secondo teatro d'opera che si chiamava la Cannobiana, sempre fatta dal Piermarini come il Teatro alla Scala. E la Cannobiana, niente proprio di meno che, come diceva Mario Riva, e oggi è il teatro lirico. Cioè, il teatro lirico che è moderno, che è stato rifatto nel Novecento, era il teatro della Cannobiana perché molte persone che non erano riuscite ad avere il palco alla Scala avevano volevano averlo ancora, allora Maria Teresa per soddisfarli fa progettare al Piermarini anche il Teatro della Cannobiana, che è un po' la Scala B, perché la cosa veramente importante era il Teatro alla Scala. Teatro alla Scala dove tu sai che i palchi erano di proprietà delle famiglie, Sì. che lì mangiavano, in quelli che oggi sono i guardaroba di ogni palco ha dietro, c'è un corridoio e poi c'è il guardaroba di ogni palco, uno stanzino. In quegli stanzini lì i cuochi delle famiglie e i loro servitori preparavano da mangiare e lo portavano dentro nel palco. Poi questi villanzoni, perché erano un po' villanzoni, ogni tanto buttavano anche dei resti in platea, perché la platea non aveva le poltrone e la gente, il popolo, poteva andare alla Scala, anche le persone meno abbienti potevano andare alla Scala, ma mentre i ricchi stavano nei palchi, loro stavano in piedi dentro nella platea e ridevano, scherzavano, ballavano, mangiavano. Tra l'altro il Teatro alla Scala aveva anche una sala giochi, come quasi tutti i teatri a quell'epoca. Insomma, il teatro era un luogo di ritrovo, era come diremo, cioè oggi si va al centro commerciale, no? Ora si andava alla Scala, cioè i ricchi nel loro bel ghetto da ricchi e le persone normali o alla sala giochi o nella platea. Chi mette fine a questa cosa, lo sappiamo, fu Toscanini, no? Perché Toscanini decise tutta una serie di cose rispetto alla Scala, per esempio che bisognava spegnere le luci, che bisognava essere puntuali alle 8, che se arrivavi alle 8 e un secondo non ti sedevi. Fu lui a cominciare a fare le audizioni, perché prima chiunque poteva andare alla Scala e farsi ascoltare e mettevano insieme delle orchestre imparaticce, cioè sia i musicisti che i cantanti non erano dei professionisti e quindi venivano fuori anche degli spettacoli piuttosto balordi. E fu poi Toscanini che mise fine a tutto questo, che introdusse il golfo mistico che era stato inventato a Bayreuth da Wagner per nascondere l'orchestra, perché l'orchestra prima stava davanti al palco, quindi non vedevi un tubo, capisci? Tu avevi l'orchestra e attraverso l'orchestra dovevi capire cosa succedeva sul palco. Quindi Teatro alla Scala, abbiamo detto, poi nel 1919 sì, finisce l'era dei palchettisti, come si chiamavano, perché la Scala viene resa ente pubblico, proprio da Toscanini e dal sindaco di allora che si chiamava Emilio Caldara, che era un socialista, primo sindaco socialista di Milano, credo. E questo ci introduce all'altro argomento, che è la scomparsa di un socialista importante per Milano, che è Paolo Pillitteri, che è stato sindaco di Milano dall'86 al 92, subito dopo Tognoli e prima di Borghini, se non ricordo male, e Pillitteri, lui era assessore
mi sembra la cultura o qualcosa del genere di Aniasi. Fu lui che portò a Milano, ti ricordi quando impacchettarono il monumento a Leonardo e il monumento a Vittorio Emanuele II in piazza del Duomo, che arrivò Christo. Sì. Christo era questo artista come si chiama? Come si chiamava? Del Nouveau Realisme, movimento fondato da Pierre Restany, bellissimo signore con questa grande barba, arriva a Christo a Milano e impacchetta sia il Leonardo di Piazza Scala che il Vittorio Emanuele II. Però questa cosa qui, che aveva voluto Pillitteri, viene considerata uno scandalo, cioè i milanesi non la capiscono questa cosa e lo criticano molto e tra le altre cose gli viene dato fuoco al telo che ricopriva queste due opere, quindi a un certo punto le dovettero spacchettare. Ecco, se c'è Perché una cosa che a me dà veramente fastidio, tu puoi anche non comprendere l'opera d'arte, puoi anche non essere d'accordo, ma non hai il diritto di darle fuoco, non hai il diritto di distruggerla. o di imbrattarle come fanno questi della generazione, come si chiama? Certo, ultima generazione, è un gesto di un'ignoranza e di una cattiveria uniche. È il Ho detto tramonto la della parola nostra giusta. civiltà. Hai detto la parola giusta, perché da un lato è ignoranza, che poi magari non sono neanche ignoranti questi ragazzi di ultima generazione, quindi la cosa peggiore è la cattiveria, cioè la voglia di ferire la città, di ferire la cultura, di ferire chi non la pensa come te, in nome di un ideale che per carità possiamo tutti concordare su alcune, chi tanto, chi poco, parecchie, meno, ma cose che riguardano il famoso cambiamento climatico, questa sciagura da cui non ci salveremo a sentire persone come Greta e come queste di ultima generazione. Puoi essere d'accordo o meno d'accordo, puoi pensarla come vuoi, puoi pensare che è una bufala, però questi qui non hanno il diritto, in nome di quella loro idea, di andare a devastare palazzi. Ieri sono passata dall'Arco della Pace e l'hanno spacchettato perché l'Arco della Pace era come si dice, come si dice quando gli mettono le... Transennato. Ecco, perché hanno dovuto ripulirlo dalle vernici di ultima generazione o chi per loro, che avevano detto che erano vernici lavabili, ma non erano lavabili neanche per un tubo. E quindi io credo che sia costato tanti tanti soldi ripulire sia l'Arco della Pace che il Vittorio Emanuele II. Senza contare che tu li ripulisci e nulla toglie che questi disgraziati vengano e li risporchino di nuovo o sporchino un'altra cosa. Esatto. Quindi è un tipo di protesta. Allora, la protesta, allora qui si apre un argomento terrificante, che è quello del diritto di dissentire. Il diritto di dissentire esiste, ce l'hanno tutti, ce l'abbiamo tutti, ma un conto è dissentire e un conto è distruggere, manomettere, boicottare. Cioè, nell'Inghilterra del Settecento c'era il luddismo, no? Rompevano le macchine Infatti. della produzione contro il padrone. E questa è una forma di luddismo, comunque di luddismo culturale, cioè danneggiare dei simboli così importanti di arte e di storia in nome di un'idea che può essere giusta o sbagliata, ognuno la può pensare come vuole, ma non c'è il diritto a farlo in quel modo, a mio parere. Poi dopo, sai, ieri so che in Piazza della Scala ci sono stati gravi disordini, gravi, forse gravi no, comunque c'erano i soliti propal del sabato che manifestavano contro pro-Palestina. Io dico contro Sì. Israele perché non protestano a favore della Palestina. Sì, protestano a favore della Palestina dove tutti siamo d'accordo che c'è in corso uno scenario terrificante, ma è il loro odio per Israele che preoccupa, perché a me quell'odio lì e l'antisemitismo mi preoccupa molto. A proposito, nel Palco Reale ieri c'era la Segre. Liliana Segre, sì. C'era la Segre perché la Meloni e Mattarella, come sai, erano a Parigi perché c'è stata la grande cerimonia di riapertura di Notre Dame che era bruciata 5 anni fa. Tornando al nostro Pillitteri, quando lui si dimette nel 92, sia lui che Tognoli vengono raggiunti da un avviso di garanzia per Già. una supposta utilizzo di fondi. Cos'è che era successo? Aspetta che vado a vedere se l'ho segnato da qualche parte.
Cos'è che era successo? Vabbè, comunque, morale della favola, loro vengono tutti e due inquisiti. Lui era il cognato di Craxi, aveva sposato la Sì. sorella di Craxi in prime nozze. Aveva sposato Anna. Anna, no, Anna era la moglie di Craxi, no? No, Anna, aspetta, come si chiamava la sorella di Craxi? Rosaria, qualcosa così? Eh? No? Rosanna, Mm, Rosaria, ora non mi si ricordo, chiamava. Rosa forse. È un nome così, adesso non me lo ricordo neanch'io. Non a caso lui finisce il suo mandato proprio nel 92 quando scoppia Tangentopoli e poi Mm. sappiamo tutto quello che è venuto dopo, eccetera, eccetera, eccetera. Era Lui comunque Rosilde. Rosita? Rosilde, Ah, Rosilde, bravissimo, l'hai detto. Rosilde. immenso Tu sai che Pilli. Posso dire una cosa molto certo, socialista? Posso. La linea 3 avanza. non ti sento più. No, la dico questa cosa socialista. La linea 3 avanza. Non l'ho capita, non me la ricordo. Cavolo, Cos'era? la linea 3 avanza, il mitico manifesto che fece appendere Pilli su tutti i muri di Milano quando si costruiva la metropolitana gialla per Ah, i non me lo mondiali del ricordavo. 90, col tubone giallo e c'era sta scritta la linea 3 avanza, che è finita addirittura citata in una canzone di Franco Battiato. Ah, figurati. Eh, Comunque lui fu il sindaco prima di lui Tognoli, ma Tognoli beccò anche il periodo dei rapimenti, sì, no? Tant'è che per incoraggiare la gente a uscire di casa, la gente non voleva, i milanesi non volevano più uscire di casa, lui aveva inventato il risotto in Piazza Scala, in Piazza Duomo, e metteva un gazebo in Piazza Duomo dove lui serviva il risotto per invogliare le persone a uscire e a non aver paura. Comunque Pillitteri fu proprio il sindaco della cosiddetta Milano da bere. sì. C'era una pubblicità coniata da un famoso pubblicitario che aveva definito il Milano la Milano da bere. Adesso ti dico anche chi era. L'Amaro Ramazzotti era. Era per l'Amaro Lamazzotti e il pubblicitario era uno famoso. Allora, la Milano da bere, aspetta, Questa Milano che Marco lavora. Mignani, Marco Come? Mignani, Ecco, Marco Mignani, pubblicitario che inventa la Milano da bere. esatto. E in effetti è poi diventato, come tante volte capita, Milano da bere è diventata una roba negativa, no? Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. La Milano di quegli anni era una Milano, cioè, festosa, una Milano che si stava sviluppando, una Milano che attirava, una Milano attraente. Se La posso fare Milano un del paragone polemico Nepenta. con la Milano di oggi, no? Mm, Anche la Milano di oggi attrae, ma in tutt'altro modo, perché sì. attrae in un certo modo, ma respinge in un altro. Per esempio, tu lo sai che a proposito di storia di Milano, una delle più antiche trattorie milanesi, il Butch, il ristorante Butch, chiude, è di Ah, fronte alla casa del Manzoni, in piazza Belgioioso, e chiude perché l'affitto che gli chiede il comune è troppo oneroso. evviva. E io ho altri due amici che avevano dei locali a Milano, uno era il Good alla Darsena e uno è il Pan de Nus in Largo La Foppa, chiudono tutti e due perché gli affitti che chiede il comune sono spropositati e loro ovviamente non ce la fanno a raggiungere il break-even, neanche Certo. arrivare al break-even, figurati a guadagnarci. Ma questa idea di espellere ehm, delle attività produttive, ma poi il Butch io lo trovo pazzesco, perché il Butch è veramente, non so se ci sei mai stato, no? Insieme al Don Lisander che è lì girato l'angolo, sono due ristoranti storici di Milano, che Milano di ristoranti storici ne ha una quantità, Antonino, a parte Sì. appunto il Butch o la Pesa, che sai che la Pesa si chiama così, e anche quella risale al 600, perché era nelle vicinanze della dogana, dove pesavano le merci. Mm. Quindi la Pesa, il Butch, poi ce ne sono tante altre di trattorie milanesi che risalgono
al 6-700, che sono ancora attive. E insomma, che chiuda il Butch, secondo me, è scandaloso. Decisamente, io temo che chiuderà e al suo posto ci metteranno una bella filiale di una banca. Esattamente quello che faranno, come succede in tutta la città. Tra A l'altro, al proposito Butch di andava sempre, banche, sì, sempre banche. Andava a mangiare sempre Toscanini al Butch, il quale una volta va dallo chef e gli dice che vuole un certo tipo di insalata con dei gamberi, con degli scampi, non so, delle verdure. E da sì. allora il Butch, credo che ce l'avesse in lista tuttora, c'era l'insalata Toscanini. Ah, ecco, Capì? E mi comunque pare giusto. tra l'altro, per tornare a Craxi andava sempre a mangiare al Mattarelle, per parlare sempre di trattorie milanesi. Il Mattarelle è lì in zona Brera, no? Sai, quella stradina, Sì, forse via Mantegazza, forse? penso di sì. Ecco, e il Mattarelle adesso è morto da poco il titolare, ma il Mattarelle resiste. Io ci sono stata l'anno scorso, ho mangiato un ossobuco con risotto da sentirsi male, ma da sentirsi male per come era buono, non perché faceva male. Milano ha questa grande tradizione enogastronomica. Lascia perdere anche lì, sempre fuori di polemica, tutti i ristoranti fusion, etno chic che hanno riempito le nostre piazze e le nostre strade negli ultimi anni, ma a Milano arrivarono dall'Umbria, dalla Toscana e dal sud, nel primo e nel secondo dopoguerra, delle famiglie di ristoratori o delle famiglie che si sono messe a fare i ristoratori per avere un'attività al nord e hanno aperto una serie di ristoranti che sono rimasti famosissimi, la Torre di Pisa, le colline pistoiesi, Romani che adesso non c'è più, una quantità enorme, i pugliesi, i siciliani, sono tutti arrivati nei due dopoguerra per cercare fortuna al nord, non nelle fabbriche, dove quello è successo e sappiamo anche lì cosa è successo, no? La questione delle abitazioni, le periferie che sono cresciute per ospitare gli operai delle grandi fabbriche milanesi, la Breda, la Pirelli, eccetera, eccetera. Ma questi qui invece arrivavano, non so, le sorelle Mugnai, allora la Bice e la Cesarina. La Cesarina Mugnai aveva questo ristorante che si chiamava il Girarrosto, che anche lui è chiuso ed era in Corso Venezia, quasi all'angolo con via Senato. Io, quando mio papà voleva fare festa, una volta o due all'anno, noi abitavamo non lontano, ci portava il Girarrosto dalla Cesarina Mungai. La sorella della Cesarina Mungai aveva aperto la Bice e la Bice è ancora aperta, mentre là il Girarrosto, anche quello ha ceduto, non so se a questioni economiche o a questioni di passaggio di generazione. La Bice è tuttora aperta ed è uno dei ristoranti più famosi di Milano. E questi qui arrivavano proprio da un paesello della Toscana, da eh, Poggio Bussanese, un nome così. Aspetta, adesso te lo dico anche quello perché dovrei avercelo. Eccolo qua, eccolo qua. Allora, la bice, eccola qua, trova, aspetta, abbiamo quasi finito, vero? Sì, il tempo è quasi finito. Ecco, la bice, no, trattoria, un po' più complicato di quello che volevo. Ah no, sì. No, tra l'altro, a proposito della Pesa, c'è come si dice, un aneddoto molto carino, perché sai chi negli anni 30 era il cuoco della Pesa, quella di Via Pasubio? Chi? E c'è una targa che lo ricorda sulla portone, sull'ingresso. Ho Chi Minh. Mamma Ho Chi mia, Minh era il cuoco della Pesa ed è molto verosimile perché, a parte che lo ricorda la targa, ma lui ha fatto lo chef, però chef pasticcere, mi pare, su un piroscafo che andava negli Stati Uniti. E poi ha fatto il panettiere al Carlton di Londra, lo chef pasticcere di Escoffier. Quindi è vero che lui di mestiere, da giovane, Ho Chi Minh ha fatto il cuoco, il pasticcere, il panettiere e tra i vari passaggi a Milano andava a mangiare alla Pesa. Quindi che abbiamo fatto un spettacolo. excursus di personaggi diversissimi, dalla Callas a Mozart, da Maria Teresa
a Pillitteri, a Ho Chi Minh e chi più ne ha più ne metta. E chiudiamo infine con una cosa che tocca tutti gli italiani, visto che c'è l'Italia del 12 dicembre, come Certo, canta De pensavo Gregori. che non avessimo più tempo. No, abbiamo ancora un paio di minuti. Allora, introduci tu l'argomento. Ecco, il 12 dicembre del 1969 alle 16:37 nella sala d'attesa della filiale della Banca Nazionale dell'Agricoltura, anzi nella sala delle negoziazioni, una bomba ha fatto un numero esorbitante di feriti, ha colpito a morte il cuore della Milano industriale e operosa, perché non erano tra l'altro dei contadini che stavano chiudendo delle transazioni per quanto riguardava Esatto. la vendita di armenti, la vendita di frutta e verdura, insomma prodotti agricoli, e quella ha inaugurato la stagione degli anni di piombo, che si è conclusa anche questa in un Esattamente. dicembre, viene convenzionalmente indicato il dicembre del 1984, precisamente la strage del Rapido 904. Saranno 15 anni drammatici per l'Italia, 15 Rapido anni... 904, ma non era l'Italicus, no, l'Italicus è No, prima. l'Italicus è l'estate del 74. Esatto. Il Rapido 904 è del 23 di dicembre del 1984, avremo modo poi di ricordare anche questo, però la cosa più importante, appunto, l'Italia del 12 dicembre, l'Italia del commissario Calabresi, del povero Pino Pinelli, sua moglie è morta da Sì, di poco, recente. e di una verità che secondo i giudici ancora non è stata scritta. E ci auguriamo che prima o poi il Tribunale della Storia scriva una verità definitiva su questa strage, su questa orrenda strage, e su Sì, ciò io che ha sono d'accordo significato con per tutti te. noi. Sono d'accordo con Prego. te perché furono condannati a carcere a vita i tre neofascisti di Ordine Nuovo, Zorzi, Maggi e Rognoni, no? Però Sì, poi gli ergastoli furono cancellati, sì, confermando che però era stata organizzata da una cellula eversiva capeggiata dai famosi Frede e Ventura. esatto. Freda credo che sia morto, ma Ventura è quello che hanno appena scarcerato? Credo di sì, credo di sì. Comunque la cosa pazzesca, sai qual è? La cosa veramente pazzesca di tutta questa vicenda qua, a parte tutto l'andazzo, ma che alla fine del processo che è durato 20 anni, non so quanto è durato, le spese legali sono state attribuite ai familiari delle vittime, sono Sì, stati condannati a pagare le spese legali. Di questo sì, sono sicuramente assolutamente certa, perché l'avevo letto e mi aveva dato veramente molto fastidio quest'idea. Allora, io ho un processo, una causa in corso per una cosa molto dolorosa della mia famiglia, la morte di mio figlio, e sono in sì. causa con delle persone che ritengo responsabili, ma non riesco ad appurarla questa cosa. E anch'io sto pagando fior di spese legali della controparte perché il tribunale continua a attribuire a me le spese legali. Quindi questa cosa che i familiari delle vittime di Piazza Fontana sono stati condannati, gli sono state attribuite a loro le spese legali, io la trovo terrificante. Ecco, Poi, vabbè, come hai ricordato giustamente tu, fu ucciso in seguito alla morte di Pinelli perché fu accusato di averlo scaraventato giù dalla questura, ma poi si è appurato che Calabresi non era neanche presente in ufficio in quel sì, momento. Non si saprà mai cosa è successo a Pinelli, io temo, Antonino, non si saprà mai. credo anch'io. Comunque invece a Calabresi lo sappiamo cosa gli è successo, perché Calabresi è un comando di lotta continua fomentato da 800 intellettuali che adesso oggi stanno dirigendo giornali e pontificando in televisione, vincendo premi letterari, perché di questo si tratta. Esatto. Calabresi fu freddato in via Cherubini, guarda, a pochi passi da me, ci passo sempre davanti alla lapide. La Ecco, moglie Gemma stava cucinando quando ha sentito degli spari, si è affacciata e ha visto che suo marito era stato freddato. Tra l'altro l'altro giorno era al Famedio, la Gemma Calabresi, perché hanno inciso il nome del marito infatti. tra i ranghi del Famedio. Tra l'altro quando è stato ucciso Calabresi stava indagando su una cellula eversiva legata al commercio di armi, legata a, come si chiama, a Gian Giacomo Feltrinelli,
Sì. che voleva fare una specie di Cuba in Sardegna, c'era tutte le idee. Comunque Feltrinelli salta per aria nel 73, quindi l'anno dopo, ma nel 72, quando viene ucciso Calabrese, stava proprio indagando su un traffico d'armi legato a Feltrinelli. Allora, noi chiudiamo qui, vogliamo anche precisare, Raffaele Ventura non c'entra niente con la strage di Piazza Fontana. Ecco, tra l'altro non è stato scarcerato, che la pena è stata dichiarata estinta per la morte del povero brigadiere Antonio Custra, onore ad Antonio Custra. C'entrava con qualcosa. Sì, era l'omicidio del brigadiere Antonio Custra nel 1977. Noi salutiamo ovviamente la famiglia di Antonio Custra perché sono parenti di tutti gli italiani per bene, come me e come te. E ci salutiamo con un'ultima immagine che rappresenta questa Italia. In Piazza Fontana ci sono 2 lapidi che ricordano la strage e questo vi dimostra come in questo paese niente abbia vita più breve della verità. Grazie Carla. Grazie Antonino, ci siamo divertiti stasera, spero anche i nostri ascoltatori, anche se abbiamo fatto abbiamo messo un po' tanta carne al fuoco. Già, comunque avremo modo di ritrovarci la prossima settimana. Grazie ancora. Grazie. Avete ascoltato La Grande Città con Carla De Bernardi. E la gente che vive, che lavora, che si diverte, che respira in mezz'ora da Piazza del Duomo, arrivi dove vuoi. Alle 4 del mattino Milano diventa un posto molto strano. Milano diventa un posto molto strano alle 4 del mattino, invece alle 19:43 minuti e 28 secondi Milano è ancora lì che non molla nemmeno di 1 millimetro, perché naturalmente è una Milano che non si ferma mai, è la Milano da bere, appunto, per citare l'epopea del presidente Bettino Craxi per un futuro socialista. Ma detto ciò, che dire di più? Noi siamo ormai quasi addirittura d'arrivo. Abbiamo ancora 1 minuto di tempo per questa trasmissione, per cui vi do un ragguaglio veloce sulle agenzie, su quello che ascolterete tra poco nei telegiornali e che domani da Semmi apprenderete dai quotidiani. Signore e signori, fermi tutti, c'è la sorpresa. Colpo di scena, identificato il sospetto killer del CEO, si chiama Luigi Mangione. Fermato all'interno di un McDonald's in Pennsylvania, è stato trovato in possesso di una pistola simile a quella usata per uccidere il CEO di United Healthcare, Brian Thompson, il 4 dicembre. Con sé l'uomo aveva anche 4 documenti di identità falsi. Ricorderete infatti di questo strano omicidio in pieno centro a New York, quest'uomo in bicicletta che ha ucciso appunto questo amministratore delegato di uno dei più grossi gruppi farmaceutici al mondo e a quanto pare si chiama Luigi Mangione e ha 26 anni. L'uomo arrestato oggi in un McDonald's in Pennsylvania è sospettato dell'assassinio del CEO di United Healthcare, Brian Thompson. Lo riporta il New York Times, scrive l'ANSA. Il fermo è avvenuto perché l'uomo è stato trovato in possesso di una pistola simile a quella usata nell'omicidio. L'uomo avrebbe tentato di usare un documento falso nel McDonald's, hanno detto fonti della polizia, citate dal New York Post. Con sé l'uomo aveva anche un manifesto, una pistola con silenziatore, 4 documenti di identità falsi e altri oggetti in linea con quel che le autorità sanno del presunto killer. Sabato le autorità di New York avevano diffuso altre 2 foto, una delle quali scattate in un taxi. In entrambi i casi il volto del ricercato era coperto da una mascherina chirurgica azzurra. La polizia aveva anche annunciato il contenuto dello zaino che il killer avrebbe abbandonato a Central Park prima di lasciare Manhattan. All'interno c'erano un giaccone Tommy Hilfiger e dollari falsi del Monopoly. Signore e signori, potrebbe essere il colpo di scena in questa intricatissima vicenda. Ancora non poteva avvicinarla a coltella l'ex, l'aveva già aggredita con l'acido. Incidente in provincia di Ferrara, in una gita scolastica cede il balcone di una casa storica. A Roma mangia un piatto di gnocchi, muore una bimba
di 9 anni, il PM ha chiuso le indagini, la morte del povero Andrea Purgatori, giornalista di inchiesta molto noto, 4 medici rischiano il processo. E infine l'evento Fotoansa al Maxi, Crosetto, il 2% di spesa per la difesa non è una scelta ma un obbligo, e l'esplosione all'ENI di Calenzano, 2 morti, 3 dispersi, operai tra 45 e 62 anni, anche 9 feriti. Abbiamo finito, ci salutiamo con Elton John, Song for Guy 1978, appuntamento domani alle 18:05 trattabili sulle nostre magiche onde di Radio Libertà, e ricordate che malgrado tutto the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.